Bella raga, ciao a tutti da Okumendo Veneziani, allora siamo qui, siamo su Empire Total War, anzi Venice Total War. Vediamo un po', ora qua abbiamo soltanto Venezia, chiaramente, non abbiamo nient'altro. Una città priva di una Oddio, guarnigione no. di presidio darà No, automaticamente vita a un la gruppo. Troia no, aspetta un attimo, allora, opzioni, audio, passiamo un po' perché se no... Master and Commanders, ok, boh, allora fiori qua, cazzo andiamo a fare? Allora qua dobbiamo conquistare entro il 1860 almeno solo 35 regioni, quindi non proprio pochissime. E per fare questo dobbiamo spaccare il culo a tutti. Io pensavo di partire dalla conquista dell'Italy, quindi tutta l'Italia seccamente e freddamente, e poi, non lo so, io direi di puntare al nord Europa, perché qua andare... Sinceramente qua non mi esalta più di tanto, quindi vabbè, insomma, adesso si parte. Devo fare un esercito che rimane qua a proteggermi la capitale, the capital. Ok, scusate ragazzi. E un esercito che va in giro intanto per conquistare l'Italia, quindi un esercito, qua basta un esercito più tranquillo, insomma. Vabbè, allora, I questo... gentiluomini sono fra i tuoi massimi pensatori. Puoi assegnarne uno alle ricerche per ottenere un certo vantaggio tecnologico. La Ok, porco. Clicca con il Pa pa pulsante pa pa destro su pa un'area pa 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 evidenziata per pa. ottenere il gentiluomo di Bravo ricerca. gentiluomo. Durante il È turno, un bel po' che non gioco a Empire, ok. questo E pannello godo. serve ad avviare la Facciamo ricerca di nuove questo. tecnologie che Perfetto. consentiranno alla tua nazione di Sì, prendere troione, sì. vantaggio. Ok, dopo qua, andiamo qua. Gli agenti nemici Gli agenti. possono essere assassinati. Gli Seleziona agenti, io voglio cominciare da Genova, il ragazzi. bersaglio desiderato. Prima di confermare l'ordine, valuta bene se le usa questo pannello. Infiltrati, 68%, vediamo. Spionaggio, ordinerai al tuo agente Vai, di vai, raggiungere agente, un bacino. vai, cazzo, vai. Beh, non mi sembra che è un esercito proprio devastante, sinceramente. Ok. Buono. Rocco Testore. Boh. Allora, questo è il mio esercito. Pulsante destro per muovere l'esercito in un punto dell'area selezionata. Allora, intanto qua, collegio. Ok. Costruzione di nuove strutture che porteranno ricchezza. Costruzione, qua possiamo fare qualcosa. Camera dei rappresentanti. In Empire Total War, Tu. Questo è buono. Grande museum. essere concentrati unicamente nella capitale di una regione. Grande arsenale. Questo è buono. E qua fortificazioni. Mi diria di far... Camera dei rappresentanti. Questo me lo sparo. Ok, godo. Il miglioramento della rete stradale di una regione. Questo lo faccio dopo. Poi un po' di esercito. Come siamo messi qua? Far percorrere agli Allora, distanze maggiori in un turno. cazzo abbiamo qua? Allora, reclutamento. Possiamo fare... Allora, dragoni leggeri. Quanto costa? 695. Allora facciamo uno di questo. Picchieri. Allora questa è la cavalleria. Granatieri. Fanteria di linea. Cazzo quanto costano, porca puttana. Allora ne prendiamo 3 di questi. Questo lo togliamo. Prendiamo 3 porchi così. Poi prendiamo 2 di questi. Due di questi. Quindi questi hanno più portata, ok. Picchieri, chi se ne fotte. Attacco corpo a corpo. No, per il momento teniamoli così. Milizia e uno di questi, ok, boh. Perfetto, è un po' che lo gioco in Empire, spero di non fare cagate. Il porto, sfruttamento navale non serve. Ok, avanti con il turno. Papà. E così, insomma, questa mod veramente ti rende il gioco più bello, perché puoi usare tante fazioni, invece che sboccia col gioco base non puoi giocare con un cazzo. Ok.
Regno delle due Sicilie. Allora, nemici, stati... ok. Le loro richieste, no, tributo proprio non te lo do. Controfferta, ciao. E mi dai... Oddio, come cazzo si faceva, porca puttana. Tributi. Si può offrire o chiedere denaro come Chiedi risarcimento dei danni pagamento. subiti in guerra, o come 1000, offerta per unico. prevenire un attacco, o come atto di benevolenza. Prima di fare la tua proposta, usa i Ma vai a pulsanti fare in freccia. culo, merdaccia. Tanto ti conquisto, vecchio, ti conquisto assolutamente. Dobbiamo spostare un po' di unità, perché dobbiamo tenere qua, difendere Venezia e andare a Genova, perché è il primo obiettivo Genova. First obiettivo. Missione compiuta da Rocco Testore. Ok. Va benissimo. Ok, missione compiuta, bravo. Resoconto militare, perfetto. Alleanza infranta Danimarca-Norway. Anche Gran Bretagna e Portogallo dichiarano guerra. Rocco Testore, va bene, ciao. Dichiarata guerra tra Svezia e Danimarca. Dichiarata guerra tra Spagna e Gran Bretagna. E tra Austria e l'Impero Ottomano. Ok. Molto bene. Allora. Ora è possibile Qua abbiamo questo qua, Nazario D'Amico. un generale in campo. Seleziona la scheda reclutamento Rapportiamo e poi questo. clica con il pulsante sinistro su un'unità Viene qua. per metterla in coda. Qua abbiamo Cliccaci granatiere. sopra alla volta per annullare l'operazione. Chiaramente questo mi deve andare Le qua. unità che hanno subito perdite in battaglia o il cui equipaggiamento Queste è stato ce le ridisegnato lasciamo possono qua. essere ricostituite in modo Le da lasciamo qua in riacquistare la massima difesa. efficienza. Per farlo, Ok. seleziona un'unità e clicca sul pulsante ria destra nell'area sinistra del pannello. Allora, qua deve ancora sistemarsi. Qua dobbiamo reclutare ancora, chiaramente. Quanto abbiamo? 9700, devo stare anche attenti con i costi, un po' di cavalleria ho bisogno. Corazzieri. Un po' di cavalleria la devo portare. Allora, valutiamo. Come valuta. Portata. Tiratori a cavallo, guardia del corpo del generale. Quindi questi assolutamente. No, uno solo però. Un tiratore. Cavalleria leggera, cavalleria a cavallo. Sì, un corazziere me lo porto via. Perfetto. Qua tutto a posto, tutto rego. Trasformando i porti in cantieri navali. Purtroppo non ho molte robe qua, infatti ho solo il Veneto, non ho un cazzo. Un altro modo per potenziare Ok, le i primi potenze turni è unire sono un po' così, cerchiamo anche accumulare soldini, perché ho bisogno di fare un po' di chiaramente di, come si dice, un po' di edifici. Ecco ragazzi, se non saluto vado su un altro video perché io registro più tempo, così faccio magari più video, vediamo se può piacere a me. Guarda, Empire è il mio gioco preferito di Total War, assolutamente, perché è un periodo storico bello ed è fatto proprio bene secondo me, è fatto molto molto bene. Ci stiamo preparando per spaccare il culo a tutti, figli. Sweden. Grande Colombia. Alleanza infranta Prussia, Österreich. Mamma mia ragazzi, che casino sto papale. Ok, allora qua vorrei capire. Agenti. Gli vengono generati automaticamente e non è possibile reclutarli allo stesso modo delle comuni unità. Assassina. Nel caso di gentiluomini studiosi, 31% Nicolò Venturi. Aspetta. Sabota. Per libertini, Aspettiamo un attimo un po'. Ok. Ok. Sassonia annientata, godo. Vai, dichiarazione guerra tra Spagna. Madonna, stiamo facendo guerra a tutti qua, fioi. Ok. Lituania, Prussia. Qua è arrivata gente. Allora, esercito. Ci portiamo milizia. Ok, questi li portiamo. In marcia! E allora. Questi li lasciamo qua. Questi
Se possiamo lasciarli qua, aspettiamo ancora un attimo, qua mancano 2 turni. Allora, 2008 grande museo, aumenta la pressione nazionale. Beh, il museo lo facciamo, cazzo, se non fermo a Venezia. Grande arsenale. Fortificazioni. Questo sarebbe importante, però sono tanti soldini, cazzo. Reclutiamo, prima dobbiamo reclutare, è importante avere un buon esercito. Qua le caivano le cavallerie, che le portiamo di qua. Dopo per Venezia lasciamo, guarda, una cavalleria, allora facciamo 2 cavallerie leggere a Venezia. E li lasciamo un po' di questi, ok. Buono. Non devo spendere neanche troppo di esercito perché sennò veramente mi spaccano i maroni. Scusate ragazzi che mi arrivano anche i messaggini qua, sapete che c'è il bello della diretta. Dai, grande Colombia, dai, ok. È il cuore del tuo impero. Bravo È Rocco, possibile bravo costruire Rocco. edifici che non possono trovarsi in nessuna Tratti altra aiutanti, zona ok, dell'impero. perfetto, Ad esempio, amante palazzi per focosa. le cariche del governo e per le Ok, strutture io però adesso devo amministrative. fare resoconto militare, io voglio andare a fare la guerra. Dichiarazione guerra tra Norvegia e Svezia. I paesi scandinavi stanno massacrando. Allora, esercitus. Gli Ok. stipendi delle truppe in campo e i Uno, costi dei rifornimenti 2, vengono dedotti dal tuo tesoro all'inizio 3, di ogni no. turno. Ora Questo è il portiamo. mantenimento delle unità. Ok, le cazziamo qua. In marcia! Fanteria di linea. Questi li portiamo qua. No, scusate, ragazzi, momento di panico. Allora, buono, anche questa Nel qua. difendere il territorio è importante conoscere il raggio di movimento degli eserciti Qua c'è. nemici. No, che cazzo Infatti, sta un esercito sto in più stronzo? Ah, ok, ti qua c'è isola un dal bel raggio di movimento. Giorgio Quando Vavosso. l'esercito Ok, sta bravo fuori dal Giorgione. confine, l'area Bravo il territoriale Vavosso. interessata viene evidenziata. In casi Reclutamento. come questo dovrai Deve arrivare combattere un'altra. per Questi conquistare sono per la oppure cosa. trovarti Sono un per percorso il. alternativo. Sono per la capitale. Qua però c'è ancora bisogno di gente. Partecipando e Ora superando cavalleria varie battaglie, ne abbiamo, l'umanità dai, ottiene cavalleria ne più abbiamo. esperienza, migliorando così la propria capacità di affrontare future situazioni belliche. L'esperienza Voglio migliora ancora il almeno morale, 3 di perciò fanteria di è linea e poi difficile che partiamo. unità esperte si facciano prendere dal panico e si diano alla fuga quando Fanteria in situazioni concitate. di linea. Basta, e poi possiamo partire, perché sennò qua speriamo massa scherno, vabbè. Costruzione, qua c'è tutto. Vai, i primi turni sono un po' così, adesso dopo proprio bisogna partire a bomba, perché siamo nel 1790, abbiamo 70 anni per conquistare tutto. So cazzi. Sono cazzi. Oddio. Merda. Perché la parte. Gestire un esercito o una flotta di Io proprio nelle battaglie navali sono una pipa, risolvi automaticamente. Vittoria. Beh, bravi. Proprio nelle battaglie navali mi stanno sul cazzo. Vai giù, prima vittoria. Prima vittoria cumendiana. Anche se è arrivata, insomma, non grazie a me, però. Si stati barbareschi. Se la praticamente la prima alleanza militare con l'Austria. Intanto la facciamo. Ok, perché l'Austria è vicina e può rompere i coglioni. Ah la 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 la, France, Prussia. Afghanistan, impero ottomano. Per prima cosa veramente bisogna avere, l'Italia deve essere tutta nostra, così siamo tranquilli. Questo è proprio fondamentale. È proprio fondamentale.
In seguito alle vittorie conseguite sul campo di battaglia, collegio, di orgoglio nazionale è arrivato, la tua regione natale. università Ogni volta che classica ottieni una addirittura. vittoria o conquisti un territorio, la tua gente diviene sempre più entusiasta della guerra. Ok, missione con un completata. conseguente aumento della felicità. Vediamo qua come va, agenti. Proviamo, cazzo. Speriamo bene. Scoperto, merda. È morto, vai. Ce l'abbiamo provato, ragazzi. Noi ci proviamo. Ora reclutamento, ok. Mancano solo i 3 che ci servono. Il nostro esercito è bello cazzuto. Ok. Perfetto, noi possiamo partire. Qua a sto punto ce la spariamo. E la tecnologia. Mancano 7 turni, ok. 1791. Salva. Ok, che si gode. Ciao. Prossimo turno cominciamo ad attaccare, ragazzi. Prima preda, Genova, Liguria. Speriamo bene. Ma spero che possa veramente piacere questa serie, perché ho voglia di giocare a Empire, voglio venire fuori una buona serie. Chiaramente è un gioco vecchio questo, adesso vediamo, guardo i primi video, poi se non va chiaramente, ragazzi, non vi vogliono per i coglioni con giochi. È che vorrei anche cambiare un po', perché questo, cioè, se no se facciamo sempre questi giochi poi ci spacchiamo i maroni. Puoi aumentare gli introiti Ok. dal commercio inviando alcune navi mercantili chiamate Buono. Indiaman verso altri continenti. Ci Esistono siamo. particolari zone commerciali lungo la costa africana, nell'America del Sud e nelle Indie orientali. I mercantili vengono costruiti nei porti commerciali. Qua abbiamo il nostro esercito che difende Venezia, intanto se arriva qualcuno a spaccarci i maroni. E partiamo alla volta di Genova. Non possiamo. No, aspetta, nulla mossa. Cazzo, c'è la Spagna qua però. Aspetta un attimo. Diplomazia. Devo essere amico della Spagna, Christiansen. Allora, Espana. Partner commerciali. Cazzo, Venezia. Porca puttana. Accesso militare. Transito militare è un segno di fiducia fra due nazioni. Vediamo, invia proposta. A tempo determinato o indeterminato, Ma porca. spuntando la casella corrispondente. Le Non richieste vogliono. di transito tra nazioni alleate vengono accolte più facilmente. In caso di guerra, il transito viene concesso Minaccia automaticamente lì, alla ora. data del conflitto. Tributi. Offri pagamento. Quantità 1000. Vediamo. Due maroni però. Come faccio? Questo è territorio spagnolo, porca troia. Questo è proprio territorio spagnolo. Si dichiara guerra alla Spagna, vediamo. La Spagna mi sembra abbastanza lontana, però... insomma, proviamo. Tanto comunque ora che arrivano, comunque qualche nave ce l'ho, a sto punto. Signore, non posso farlo. Vedi, ma puttana Carlos III, Dio Cristo. Vediamo. Usa questa opzione per offrire un omaggio Va al 2005. a un'altra nazione e migliorare così i vostri rapporti. Gli omaggi di Stato... Ok, adesso vediamo, speriamo, cazzo. Adesso vediamo di fare anche questo. Vediamo. Se non va neanche così mi incazzo però, Stima, accesso militare 5. 5. Ma che stronzi però, ma puttana troia. Andate a cagare, oh. Impossibile, signore. Ecco. Spori loro alleati ne hanno tanti. Vai. E che guerra sia. Che sfiga, oh, però. A sto punto allora cominciamo, ragazzi, qua. 1600. Beh, questa dai, la vinciamo subito. Risolve automaticamente, dai, vittoria. Questa è la vinta sicura, perfetto.
Molto È bene. importante lasciare sempre una guarnigione adeguata per reprimere il malcontento. Presa una regione, Lombardia, perfetto. E il livello della popolazione non rientrerà nella norma. Una temporanea esenzione dalle tasse, pianificare Molto la bene. costruzione Sì, di non aveva edifici senso secondo me secondo fare le questa. condizioni Questa sarà bella contro Genova, sarà una gran battaglia. dell'impero fiorente. Gli istituti Ok, allora, vediamo se possiamo avviare negoziati. nuove tecnologie, mentre fabbriche e Accordo di complessi pace. industriali favoriscono il commercio e aumentano gli È introiti. chiaro, speravo io. Vai, andiamo avanti. Ah, zitta, madonna. Adesso la Spagna, vediamo come risponde. Vediamo come risponde. Oh, arrivano per Cicoli ancora. Oh. Che due maroni. Fioi, noi siamo veneziani, il mare è nostro, il mare nostrum. Mare nostrum. Adesso vediamo come risponde la Spagna, chiaramente, perché questo è un po' il pericolo. Vediamo come risponde. Adesso vedi, mi trovo l'esercito dappertutto. Ecco la Spagna. No, non fa un cazzo per il momento. Ok. Buono. In Empire Total War, tu devi stare zitta, troia. Ok, allora edificio costruito. Perfetto. Qua tutto bene. Tutto bene. Come soldini abbiamo poca roba. Reclutamento ovviamente non serve. Adesso dobbiamo andare contro Genova, sarà dura, però ci voglio provare, cazzo. Salviamo, se c'è qualche problema possiamo meglio cambiare, come si dice. Venezia, estate... No, cazzo si deve fare? Facciamo così perché mi sto rompendo il cazzo. Allora. Venezia, punto. Ok. Buono ragazzi, e adesso andiamo per la prima battaglia seria. Venezia vs Genova, due repubbliche marinare a confronto, dove Venezia ha sempre dominato. Vai fioi!